I bambini, il calore e la gioia della recita di Natale vissuta ad Anya l'hanno già inserita nel cassetto dei bei ricordi del passato recente, con i loro insegnanti che ammettono l'errore e chiedono scusa, ma non si fermano le riflessioni su quanto accaduto. Sostituire con la parola cucù il nome di Gesù in una canzone neppure di tema religioso, seppure per errore, interroga anche il mondo cattolico, con il teologo Don Giovanni Brusegan, rettore della Cappella Universitaria di San Massimo a Padova. C'è una banalizzazione nel porsi in questi termini rispetto alla complessità della convivenza attuale, ma c'è un errore di fondo per cui si confonde inclusione ed esclusione, identità e relazione, e misconoscere l'identità di Gesù, la vita di Gesù, la bellezza della sua nascita e comunque dei valori che ci ha portato, significa misconoscere, negare quello che è il modello di riferimento ideale, purtroppo bisogna dire ideale per la nostra società di oggi. Una figura storica, quella di Gesù, uomo Dio per chi crede, ma uomo vero con i suoi valori universali di fratellanza e amore che non possono essere disconosciuti, continua Don Giovanni Brusegan. È un uomo, come minimo, per noi cristiani è uomo Dio, è un uomo esemplare che ha diviso la storia dell'umanità prima di Cristo e dopo Cristo e ci ha dato degli esempi, dei principi, degli orizzonti di vita che nobilitano non solo i cristiani. Primariamente noi abbiamo la responsabilità non solo culturale ma soprattutto evangelica di viverli, di affermarli, ma sono valori che si mescolano con la storia di cui ha bisogno l'uomo